Siamo appena arrivati, inizia la notte bianca a Caltabellotta. Ragazzi, i 4 gusti, dovete pensare che oggi abbiamo scoperto che sono 4. Ma va! Che ne ha detto una minchiata. Veramente, veramente. Yeah, I can do wrong. Take my hand and make it strong, baby. Oh, you sent me the bird. Volevo fare una domanda a noi Tintinnabula. Ah, siamo di qua. Burn the harvest, oh, burn the animal. Beh, Caltabellotta affonda le sue radici già dai Ficani. Poi ci sono tutte le varie dominazioni, dagli arabi ai normanni, ai Gioina, ai Aragonesi, quindi Caltabellotta la ricordiamo per la pace di Caltabellotta del 1302 all'unità d'Italia e fino ai giorni nostri. Siete di? Noi siamo palermitani, anche se l'accento un po' ci frega. Cribio. No, siamo palermitani di 4 punti diversi di Palermo e ci siamo ritrovati dopo, diciamo, questo è il nostro 7° anno di attività insieme. Ovviamente carriere diverse prima, poi ci siamo riuniti e niente, è uscito questo 4 gusti che dopo 7 anni di tanto lavoro e tanta sacrifici Caltabellotta, cioè, e noi siamo felicissimi. Lo sai perché siamo felici? Sì, perché? Perché tra l'altro noi abbiamo sbagliato strada, abbiamo fatto la Palermo-Agrigento. Ma non mi dire niente. Invece della Palermo-Sciacca che in 1 ora e mezza sei qui. Abbiamo fatto Palermo-Agrigento 3 ore e mezza di strada, quindi siamo Quindi già un per belli, scarpe. la farò questa sera. Quindi lì siete andati a finire. Ah, ok, ti ho fregato. Appuntato appunti, Caltabellotta, non mi pensi scappo un signore. In effetti, se fai la Palermo Agrigento, vedi pure la macchina, a un certo punto ti dico solo con il volante. Ma che poi se venisse con la macchina? Sì. Io vengo con la nuvola. Io la fanno un vento, Solo che siccome ho cacciato la fiesta, un po' di passeggiare. La lascia puttana. Dove l'ha lasciata? A Sambuco. Praticamente che cosa ho fatto? Me ne sono andato al supermercato. Ci se me ne dà una bottiglietta d'acqua. Sì. Dice 2,50 € a me, una bottiglietta d'acqua a me. Vabbè, mi scusi, lei forse è rimasto un po' indietro nei tempi, ma adesso l'acqua è aumentata. Ma no, Santa Maria, l'acqua è memate! L'acqua è memate! Vabbè, potevo picchiare a San Giorgio. Ma chi deve cucire? È a San Benedetto! Ma un po'! Ma tutti voi! Noi abbiamo l'acquedotto, che vuoi? Facciamo vedere la torinese così. Sono stata sempre la prima Sì? a chiedermi il perché non si fosse più fatto niente di sia culturale sia spettacolo in paese. Sei contenta allora che cioè questa sera sei alla Notte Bianca? Quando ho saputo di questo evento organizzato... Ah no, scusa, ci ha accompagnati fino a qua perché ci ha evitato un'ora di strada lei, ha preso praticamente tutti i tetti delle case, cioè ci ha fatto fare... Sì, no, davvero, a parte che andava a 250 km/h. Mi ha fatto complimenti per come guido. Ok, ti accompagno io, vieni dietro di me. Cioè, è sparita praticamente. Il nostro art director preferito, Luca Seminerio. Ciao Luca. Allora, anche questa sera una grandissima organizzazione, qualcosa che ti ha stupito, qualcosa che ti è piaciuto, ti vedo particolarmente soddisfatto. Ricevere tantissimi complimenti a 160 km dal tuo paese è quanto dire. Caltabellotta è stata veramente ottima, unica, top, perché l'accoglienza che hanno dato a tutti gli ospiti dei paesi limitrofi è stata veramente eccellente. Quando c'è passione e c'è cuore le cose vanno sempre bene. Numero per quelli messi dietro di me. Guarda. Salve. Ah, foto, video. Oh. Non un numero per quelli alla mia destra. Di dove sei, Jonathan? Sono di Palermo. E sei qua per stasera per fare che? Uno spettacolo di giocoleria, il circo. Clave, monociclo, quello è un monociclo di 2 metri d'altezza. Ok, Cribio, ma come fai? Ci Non lo salirò so. sopra e ci giocherò sopra col fuoco. Sarà una serata indimenticabile, quindi no, aspetta, mi fermo prima che ci gira la testa. Noi... Cominciamo bene. Ok, vabbè, ci sei abituato, dai, con i trampoli, con la bicicletta, no? Ce la fai? Sì. Ce la fai. Passeranno tutti i giorni anche meno lunghi, serviranno ore, ma so che prima o poi ci riuscirò a dimenticare quello che c'è stato fra noi. Niente più bugie, niente più armonia. Abbiamo il leone della compagnia, insomma, no? Della band. Sì. I Tintinnabula, ragazzi, eccoli qua, sono Nino Leone alla voce, Denaro Gaetano,
Gianni alle tastiere, Peppe Calandrino alla chitarra, Peppe Giacalone al basso. Le carezze, le promesse che non hai mai, tutte le parole come polvere che si nascondono negli angoli. E poi arriva sta giornata, sta tutto via, tira la mia anima. Abbiamo anche trovato il sindaco di Caltabellotta, il signor Paolo Segreto. Salve dottore, salve, buonasera. Buonasera. Allora, buonasera. lei oggi presenzierà, quindi ma fino a che ora starà qua? Vogliamo sapere Io noi. starò con voi tutta la serata. Dica la verità, dica che ce la fa tutta la notte a stare con Tutta noi. la notte con Voglia. voi, tutta la notte. Sono Ok. abituato a fare la notte, sono un medico e quindi... Questa serata, questa nottata dedicata a Caltabellotta. Ma è una cosa bellissima che abbiamo voluto sia come amministrazione, perché per noi è importante promuovere il territorio e Caltabellotta. Mi fa piacere che tanta gente partecipa, che è entusiasta di questo momento. Vi ringrazio perché l'avete curato molto bene. Continueremo a farlo ogni volta con voi e per voi. Apri un istante e ti fai vedere che sei sempre sole dove non c'è più via. In tutti i pezzi che mi ho perso, mi sono sommesso della vita. Non dico io sono di te, non so c'è Dio. E chi rende che muore camminando, ora nel cuore metto Qualche frase, qualcosa che vi hanno detto i fans, quindi coloro che magari chattano, che scrivono, che vi fanno una cavolata. La dicono spesso a me, ma perché un cancio messiere? E io, infatti, questo è l'ultimo spettacolo qua a Caltabellotta, mi mancava, e da domani farò l'idraulico. Ah, ok, vabbè, sempre vestito così. Lei ha la pagina Facebook? Sì, Gesù Cristo Official. Sai, perché ce n'è che ho 6 uno. Ma vedete, ma tenere chi tocca la croce blu? Chi tocca la croce blu? La croce blu. Fai una cosa, mandami una su WhatsApp, dai. Visto? Visto? C'è avanti. C'è pure WhatsApp. Anzi, scusate, mi è arrivato un messaggio nel gruppo dei 12 apostoli. Ah, era un gruppo. Giuda ha abbandonato il gruppo. Non si può combattere, niente, proprio è una croce su piccolo. Cioè, avete visto che belle ragazze? No, niente, avete lavorato, base, siete Ho visto un bel paesaggio, sinceramente. A me che piace molto, diciamo, la natura. impegnato, vero? Mi piace molto la natura, ho visto un bel paesaggio, è molto suggestivo. Qua oggi pomeriggio, quando sono arrivato, ho mandato subito le foto a loro perché io arrivo sempre giusto un pochettino prima. E ho fatto queste foto, l'ho mandate loro, bellissimo, guardate, non vedo l'ora di salire su questo palco e fare divertire la gente. E invece tu fai quello del gruppo che, insomma... Io parlo poco di solito. Lui è l'organizzatore. Quello che parla... No, non dire organizzatore, se non mi cazzi, da sei. Cuore mio da fiore in fiore, con dolcezza e con amore. Siamo con il vicepresidente della Proloco, Michele Colletti. Qual è stato il tuo ruolo questa sera, dai? Quello di essere a disposizione della collettività, della cittadinanza di Caltabellotta. Tra l'altro grandissimi nomi, ecco. I Quattro Gusti non è un nome di poco conto, come anche gli artisti di strada con le maschere, anche lo stesso Jonathan che si sono esibiti, hanno avuto un grandioso successo perché ho visto che erano circondati di pubblico, un pubblico attento, un pubblico gioioso che aveva voglia veramente di passare questa splendida nottata a Caltabellotta. Pochi ringraziamenti, non perché ne voglio fare pochi, ma all'amico Paolo Recca, a Vito Marsale il vice sindaco, a Michele il vicepresidente della Proloco, al sindaco, poi ripeto a tutti i caltabellottesi perché sono stati veramente unici, ci hanno seguito in tutti i punti del paese perché magari molti non sanno che Caltabellotta è molto dislocata come location, cioè come locali, perciò siamo riusciti a servire molte situazioni e niente, a quanto pare già dicono ci vediamo il prossimo anno. Portami via da questa vita.
Fondamentalmente facciamo tutti i brani nostri, abbiamo già all'attivo 3 album quest'anno, da un mesetto siamo usciti con l'album prodotto da Aria Sonica e si intitola Mammasita, ci sono anche delle partecipazioni importanti, abbiamo Don Bachi che ha partecipato a una nostra cover, a una nostra rivisitazione di un suo brano famoso del 69, L'Immensità, e nell'ultimo singolo come attore protagonista per il video abbiamo avuto Francesco Benigno. Chi lo sa che cosa sento? Portami via, da questa cavalleria, Cosa vuol dire Tintinnabula? Tintinnabula è una sorta di campanellino, una sorta di cacciaspiriti, un aspetto esoterico della situazione, e anche perché diciamo che ha una forma un po' strana, si può dire una forma fallica. A cazzo. La parola giusta è la parola a cazzo. Ironici, fortissimi, Tintinnabula, li sentiamo tra poco, se iniziano insomma. Tu Omar cosa mi dici, dato che mi hai seguito sempre? Io dico che qua... da circa 18 anni ormai mi segui. Infatti, voglio capire. Vedo che stasera diciamo che appunto moltissimi ti hanno fatto i complimenti e vedo che tutta l'amministrazione, tutti quelli che facevano parte dello staff sono rimasti molto soddisfatti e contenti della tua persona, ecco, se proprio lo dobbiamo dire. Ma stasera chi si è nottata cucciafa perché un masia. Oh, tu non ti sei mosso. Minchia che sogno bloccato. La vita è una. Non fumatevela tutta. Passatela! La vita che ti passa, io una piglia ma chi tu quanto passa? Giro per Palermo, faccio un salto all'Oceania, vedo tanta gente che festeggia in allegria. Siamo in uno scenario diciamo avanti Cristo per restare, perché siamo quasi in un presepe con tutta questa paglia e questo scenario veramente bellissimo, naturale. Devo dire è una cosa molto affascinante. Complimenti a Caltabellotta e alla Notte Bianca. La battuta più bella che avete fatto, ma non per la gente, quella che per voi vi siete ammazzate alle risate, che dopo magari lo spettacolo avete detto ma sta battuta è troppo forte, cioè vi è uscita magari spontanea. Fiori di loto che vabbè non ve la posso svelare adesso, anche perché non ha senso, non mancano i costumi e quindi si perde un po'. Ok, se capite fiori di loto già sapete cosa stiamo parlando, o comunque se vi capiterà in futuro. Allora noi vogliamo salutare i quattro gusti, Omar Bolognesi, eccoci. Ciao, fantastici ragazzi. Ciao! Anche qui a Caltabellotta vedo tanta gente che festeggia l'allegria, figa della vita.